Saluto a totus, po questa puntata de Acciucciù, mi sono venita in Susarto per fare una ragionata con Michele Murru. Michele Murru, che qualcuno si dà da recordare, da punto di vista fin dell'anno passato, pruso manco sempre in questo mese di Capodanni, io sto picciocco che ha studiato me in Bologna e ha fatto una facoltà di media interessante, che non manco gesti. Tanto su s'altra volta io sia da questionato di Gioacchino da Fiore e del suo traballo che vai di chi via da, con suo sportello su del lingua sarda e traballando in province se cui spippiuso. Oggi è usa ragionare di altre cose, poiché deo con sa sozio cosa mia e impari con Michele, ne ho piegato un traballo di un film muto che fu di Axan, la storia della stregoneria nei secoli, e ne ho fatto una cosa in sardo, perché praticamente io uso musicao e posto i sottotitoli a suo primo film muto in sardo, ma se andate a questionare me lo so Michele Murro che dall'omigio si ria su tastera. Tanto su Michele, commenti appon cominciavo a accennare io, in pari ho fatto questo traballo di Axan, sa bruceria, ecco. Se alle questionavo che detto commenti ho traballato e commenti di venire a conca questa idea di dove vai. A me mi piace di me questo film beccio, esco collendo in internet a proprio questo film che è nato appunto di questa stregoneria e delle inquisizioni in generale. A me questo argomento mi piace e dopo castiamo. È un film del 1922 di un regista danese che si chiama Christensen e quando dopo più di questo film fu di sottotitolato in spagnolo e mi veniva comunque a dove vai sottotitolato in sardo in lettura. Come dicevo prima, gli argomenti mi piacevano, fu fatto bene, infatti in questo film vedi sottolineavo pure sul fatto che c'è stato a me da pregiudizio su questo argomento. Questo argomento è questa inquisizione. Inquisizione poi che sta sia della stregoneria e poi dell'isteria in generale della gente, quando ti pica da pensare in una certa maniera, più di tutto sbagliato in questo caso, e si sottolineata come c'è videntes inquisitori a questa signora, questa strega, questa storia non esiste. Esistono signore che ci dietro in ogni vita, che fa diventare magia o al rimedio se possono essere gente. A un certo punto della storia ti incarrerò da sapere in una certa maniera, da trattare i mavi e che stai sanescia sopra di esse
certe disgrazie che capitano in tutte queste comunità, come in tua annata a me a Padre Trigo e queste cose. Sì. In Sardegna pure e ottenuto meda sennoras che si danti a mare per mori delle inquisizioni. Tu ti ricordi a Cancuna? Essa più famosa è questa che ha studiato ben me, questo professore universitario di Sassari, Tommasino Pinna, e Giulia Carta, che vuol dire appunto questa signora che aveva preparato la macchina, ha aiutato questa comunità, è stata piccata a Dio con le inquisizioni, tanti processata a lungo e penso che le cose si siano andate a male a questa Giulia Carta, non so se ci di Sabini, come è andato. Su processo che sta parlando più un treno e usannai, perché ad Sì. esatto se mancai se ne parlavo, che qualche detto su su e sta parlando già ridotto. Mancai non c'è sa capo che ha fatto, spero che si sia accampata, insomma, che si sia morta de morti naturali e non poccita de nemus, vai e cicca. Però che ad accabbare di sì, in preso e non so che sia meglio so ad accabbare in preso o da bocci In qualche in maniera. prazia. Ma io mi ricordo che c'era davanti sulla bruscia, chi veniva da noi in questa zona, che non mi ricordo mai, chi portava su nome di mamma tua. Non me ne sangue un lavoro, Maria Giovanna Pod, che è stata certificata a Ramoi di un libro che ha scritto avvocato, ricerca, però ha scelto catalogato i documenti, sono, è un libro che scrive scetti questo che non è documento, sono cesto studio storico. E difatti i finti in internet sono pubblicati un nome di questa femmina e mancai i tanti fatto, sa sentenza e poi commenti c'è tanta accabata, insomma, preso a manco, però è vero, sono due per un commento, cioè non due altro per impero di gusto. Poi sta facendo qualcosa pure, a inquisizione, issa fa il suo processo. Si dice qua di ma tu sei te sei questa nesci. Dunque se muoio tu ti lasciaso al cosiddetto braccio secolare, consegnante la presunta strega alle istituzioni laiche e le istituzioni laiche ci pensate issa ad asaboccio o da sala sempre per tutta la vita. Tu, quando fossi in università in Bologna, hai fatto studi in più su questa bruceria, cioè su che ti ho capito ti pare che tu, cioè di anche a differenza tra questa bruceria in Sardegna o nei altri luoghi? All'università di bruceria non da proprio studiare, e poi non da studiare, poi da studiare in sul Medioevo. E in sul Medioevo, anzi, proprio a simbrezzi di tutti questi gente, queste persone vengono lasciate in pace. Non ci stia, quanto proprio pago su me questa sennola che fa diventare questa magia che viene condannata da inquisizione. Poi questa inquisizione che nasce a Savini del XII secolo, d'antifatto, protedotto o combatti seresia da vudi, quando certa paras o gente o religioso pitticadello, sopuro laico sopuro, che non disprecia da commenti funzionata la religiosità delle istituzioni ufficiali. Quindi si fa diventare movimento SIS, comunità di SIS e fa diventare rituale SIS sopuro. E ti succede che fanno tabacco sulla santa in pace, però quando fa diventare successo, una cosa, dici andante, su processante, inquisente e tutto. Però in sul Medioevo l'inquisizione è stata una cosa meda più tranquilla di questo del rinascimento dell'illuminismo. Quando è che anticipavo conto a questa sassennola che fa diventare questa magia? A posto si dessa contro riforma, è stato un concilio che ha fatto questa chiesa in sud del XVI secolo. Poi può contrastare questa riforma luterana e quindi ha incredato
essere più presenti nelle comunità e a fare più pressioni sociali a sa gente. A posti su questo Concilio di Trento, la Chiesa si è organizzata meglio, si è fatto uso di spragio meglio su queste istituzioni delle inquisizioni e nasce questa controriforma contro i luterani. Però a posti che i luterani hanno compreso che ci sono pagos in Italia, in certi altri luoghi, in Francia del suo meridione, tanti fatti, queste inquisizioni ci voti e hanno incarrerato ad allassai e hanno cercato di contrastare altre genti. Tanti approfittavo e da usando sia per questioni politiche, a uno non aveva una questione politica e due condannante. Oppure a finire su 500, se si incarrera su 600, si incarrerà, si navigare con questa senora Savolo che fa diventare questa magia su questa comunità, che viene a vedere come strega. Quando ci fu andata a Mava, Dedrico, però io a me, all'andiretto, se ne esce da che tanta impizzo su questa senora. Una cosa che si vede, no, che uno legge di poco questa sentenza, andiamo che sia un'altra volta pure, è che sono più dei portas, prima da ci canta, può si fare in mecias, può si sanare, può si fare tenni pipius, può si salvare di gusto, di quest'altro, e appostisi che questa senora si fianta questa magia, da si denuncianta. Da ti faccio questa magia, non funziona e tu ti inquieti. Se sei con i dottori pure, però i dottori si sciolgono, non ponti se ne a tutto, a volte se certo sono da male, e quindi si che tanto se ne esce. Però a botta a me, quando uno ha denunziato a un'altra, fu di poi che qualcuno insullata a fare questo. Poi ti esprimi, non sempre rispettando il segreto delle confessioni. Quindi una si donerà in confessioni, là succede questo fai questo e fai quest'altro. E ti fa dire cosa vedi. Serrata questa confessione, isso non è andato a donare, poi ti dicono che vuoi creare a tutto se isso non ha rispettato il segreto delle confessioni. Però serrata questa confessione, chi incarrerante a cristianai fuori dalla confessione, dinerà, no, adesso tu devi andare e donare alle istituzioni. Alle autorità. Alle autorità. Dunque, sto tornando sul film, poi si accaba la traducitura e poi vedo aiuto a Riccardo Pettà, poi una studiante a cambiare il sottotitolo spagnolo in sardo, dopo già li traduco e insomma andavo a già. E a posto si è fatto questo traballo con l'auditorium di Guasila, di proiettato. In auditorium che è una sonus, poi te sono da aggiungere Riccardo contro musicisti. Quindi c'è stato questo concerto dal vivo, nervoso, e in sintesi ci fu di questa trasmissione del suo film proiettato in auditorium.
Ti da conca tu che anche un altro film di importo ai manno che potete essere in questo tempo. L'invasione degli ultracorpi. Su 56, il regista è Seagal, che sta nato dei dottori, che si è diffuso a Catao, che è sul mondo, è stato invaso dai alieni. Ma questi alieni sono funti come questo che vedevo in televisione, tutto strano, tenete 6 ore di cristiani a tutto, anzi, se fa niente. Arrivanta, incontrando una persona, disputando qualche cosa in bocca, poi quando questa persona si dormiva, si è trasformata in Isus a tutto, da parlare a 6 ore da cristiano come te nasce, come ti fu sempre, però in verità non fu più Isus, fu di Salieno. E non niente di particolare, questo che non ha niente emozioni, né sentimenti, fanno semplici razionali e frido. Infatti c'è una scena del film che uno si incighetta da un palazzo, arruda da terra e sta gente manco si gira da due castiai proprio. Indifferente. E dunque, se questo che è gli attori principali che mi canta Cindy Fui, ti fa diventare Cindy di Fui. Ci canta di si comportare come ti fa diantissimo, ci canta di fare i serios. Tanto sono su alleus e usannai, tra essi si riconosciano, che tutto supportando questa bisura di uomini, di femmine, di pippio. Sì, come ti viene i alleus a riconoscere che uno fu di uomini o fu di uno di essi? Ti riconoscendo di poi chi sto nendo fanta frido, che non sa sentimento, anche quando chi sto nante impressando il piede, anzi non lo impressando mai, apparenta sempre frido, che non sa muovi né barra se nuda, parla sa faccia che varia da una maschera, e non profanta sentimento, si dà cantante come ti obbediente che tiene anche un sentimento, o si scalangiata a rio, oppure mostrata affettuosità nei miei confronti del suo figlio e queste cose. Scusa, ma avete sei spippiu su Fanta di Aici? Uscite sta No, gente tutto su. Sa fine di questo film, gli attori principali che è un dottore, ci dà da fuori, a gatta tua caserma, anche non tutto su quanto ancora contagiato. Mi cade a scoprire tutta questa storia, non tanti greto, a sa fine di arrivare uno degli alti gradi della polizia che fu già contagiato, e si fu in saia, incarerà a si disperare e acabò di sul film. Nanta pure che sul regista per fare un finale più leggero, invece che in questo finale lasciava qualche speranza. È una denuncia al maccartismo americano, poi il maccartismo americano è stato tra gli anni 40 e gli anni 50 di questo Joseph McCarthy, che era il governatore del Wisconsin, che da denia da motti con comunista, bedia da comunisti in ogni luogo, comprende questa esasperazione contro i comunisti e ha creato questa atmosfera di caccia alle streghe come intinante. Busy. E decide, esso invece no, non ha provato né contro Joseph McCarthy né contro il maccartismo, ma ha fatto proprio per questioni umanitarie. Poi esso biria che questa gente in ci perde certi valori spirituali. Busy, come ti su tempo su passata però, ponai, desse inquisizioni, ci sono su spundius a sul maccartismo, fonti passati secoli e anni, però a s'acabò che dedò sta regime cussa este che ha movius cose contro questa bruceria e contro sul maccartismo puro. Hanno fatto un film di metafilm in noi si biada che proprio meta sceneggiatori che vanno in America, in Hollywood, non potevano scrivere, non potevano firmare i sceneggiatori con su nome cosa in soro e mancai da scrivanta e da firmanta esatto. Basta da gente più lungo su chi sto andando in luogo che veniva arrestato, che però poi diventa fatto questa lei apposta si può combattere questo comunismo che si conduce molto di niente già infatti sa America. Vabbè, questa è una tecnica che le istituzioni hanno sempre fatto.
Per esempio, avvarrai allerta per un certo problema, se che può essere salute pubblica, invasione di comunisti, invasione di qualche altro. Se revedi, accaba da questo problema e ti fai questa istituzione, lascia sempre questa legge, questa tecnica e ne approfitta dopo controllare da questa società. Praticamente questa legge momentanea, per esempio sapeste che hanno scoppiato a Fotti sul 1346 in Italia, presso a poco, è un metodo che hanno inventato l'Italia lavoro, che è stato su Santicoppiao. E fu il metodo che fonti stessi sviluppato a Goburo, che è quello della quarantena, questo di fare il lazzaretto se ci sarà tutto la gente in varia, di fare a lei anche i virus può entrare in domo tua tutta volta, di controllare tutto. Durante questa veste, poi che qualcuno non gli ha denunciato il fatto che poteva muovere. E questa gente sì che è sciata, però comprendeva che fu buono puro. Però questa gente, appunto, sì, poi questa veste non è accabbata in quest'anno, si è sempre seguita. Ogni 20 anni, per sa poco ci fu sempre una fondata, però in moto su quanta pago, non ci fu tutto bisogno di fare questa lei, di seguire a praticare questa legge strinta, se la gente si lamentava. E c'è a Sabini del 1300, la gente si è accattata che le istituzioni si stanno approfittando di questa legge che è fatta innanzi e che poi è parranta e che viene imperata dai governatori, si può tenere più controllo di questa società. Tanto so Michele, prima di si salutare, ho chiesto di un film e di un libro, ti hai da conca un altro libro o un altro film, e ci fosse Rai o una serie TV che mai fonti, insomma, meta castiata, sai, usannai. Sempre di sopra l'argomento c'è un libro di una scrittrice canadese che è dinanta Margherita Atwood, ha scritto I racconti dell'ancella, poi c'è la seconda parte pure che è dinanzi ai testamenti, e questa scrittrice che è una distopia sul libro che ha scritto e che da una repubblica ipotetica americana che si è tramutata in dittatura, poi la gente non fa di le femmine sono fatte più fertili, sì? E quindi c'è questo problema di fare nascere figli. E tanti fatti, la dittatura teocratica, tutto basata in pizzo su Deo vinto il cristianesimo, perché il cristianesimo non ha assolutamente questa cosa, picante le femmine sono fertili, sì? E da sta donante tipo, legge donare tipo che la leda è ricco. Essa tenia rapporto sessuale con i consumeri del domo, suo figlio che nasceva, ha parlato a isso e a sapere di isso, e non a sua mamma che dia da scendiao. Questo film che è nato appunto da questa repubblica teocratica, un pochetto tristicetto, però si dice di bene non si ne commenta a cabate. E hanno fatto una serie TV pure, i racconti dell'ancella, che da non ha castiato però. Mantinavo che è bellicetto, amica mia, no, non riuscivo che da castiare, poi ti ho serie TV non di casti un mezzo, o è film o è libro, singolo. Ma canta fai mentre sul film di questo libro, so un po' di testi pure. Sì. Essa mica da spunto, poi noi in Italia questo problema non c'è, però in America ci sono comunità di meda che dentro a visioni religiosa, che è maschilista meda, che si crede che femmina sia da un livello proprio asciutto dei sommi, di adesso. Sicuramente sapete che spunto da queste comunità che interpreta una su Mavi meda su cristianesimo. Poi tra Savini, un romanzo, un film, è sempre una cosa, questa fantasia proprio da ex novo, adesso nuda non nasce, si pica sempre su spunto da qualche cosa che c'è sempre stata o è sempre esistita questa realtà. E quindi si consiglia questo libro, Margherita Atwood, I racconti dell'ancella. Grazie.
Tanto su si torro grazie a vos hai ascoltato, torro grazie a Michele Murru, chissà che siano di tutte queste cose belle e di importo umano, e si biuso cita chiedi poi un'altra puntata di Acciucciù. A Sibiri.